Padre, em nome di Gesù, Signore. Padre, in nome di Gesù, Signore, come Chiesa, Signore, noi abbiamo cominciato questo percorso di preghiera, Signore, insieme alla tua Chiesa, Signore. Noi diciamo che siamo uni in Cristo, Padre, e come uni in Cristo, Signore, noi vogliamo alzare la nostra voce in preghiera questa sera, Padre. Alzare la nostra voce, Signore, come Chiesa del Signore. Alzare la nostra voce come autorità, Signore, che tu ci hai dato in questa città, Signore. Padre, in nome di Gesù, Padre, io prego, Signore, che o Senhor cominci da noi questa sera. Cominci da noi, Signore, rompendo ogni barriera, Signore, rompendo ogni muralha, Signore, rompendo ogni comodismo, Signore, che noi ci abbiamo messo, rompendo ogni nostra scusa, Signore, le muraglie delle nostre scuse che sono ogni giorno più alte, Signore, le muraglie, Signore, che ci allontanano dalla tua presenza, sono ogni giorno più alte, Signore, la muraglia della pigrizia, Signore, la muraglia, Signore, che ci allontana, Signore, di fare il tuo volere, Padre. Signore, come Chiesa questa sera, Padre, noi alziamo la nostra voce, Signore, contro le azioni del nemico, Signore, contro le azioni del nemico contro la nostra famiglia. Noi alziamo la nostra voce, Signore, contro le azioni del nemico, Signore, sulle nostre figlie, Padre, sulla nostra casa, Signore, sui nostri adolescenti, Signore. E Satana non c'ha potere sulla mente dei nostri figli, Satana non c'ha potere sulla mente dei nostri adolescenti, Satana non c'ha potere sulla mente dei nostri giovani, Satana non c'ha potere sul nostro matrimonio, Signore, Satana non c'ha potere sulla nostra casa, Signore. In questo momento, Signore, venga a rompere, Signore, venga a rompere, Signore. È il settimo giorno, Signore, il giorno in cui noi giriamo intorno a queste muraglie e vogliamo, Signore, diremo che il nostro Dio è grande, che il nostro Dio è potente, che il nostro Dio trasformerà, Signore, questa città, sì, Signore, che non sono le nostre scuse, Signore, che impediranno l'agire di Dio in questa città, che non sono le nostre differenze, Signore, che distruggeranno l'azione di Dio in questa città, Signore, nel tuo nome, Signore, come Chiesa, Signore, scelta del Signore per questa nazione, Padre, noi dichiariamo, Signore, noi dichiariamo muraglie cadendo per terra, 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 Signore, in nome di Gesù, Signore, in nome di Gesù, Signore, noi decretiamo, Padre, la vittoria per il tuo popolo, Signore, noi decretiamo, Signore, la vittoria della tua Chiesa, noi decretiamo, Signore, che il Signore è potente infinitamente di più che di quello che noi pensiamo, Padre, in nome di Gesù, Signore, in nome di Gesù, Signore, rompi ogni catena questa sera, rompi ogni muraglia questa sera, Padre, in nome di Gesù, Signore, in nome di Gesù, e del potere, nel nome di Gesù, Signore, nel nome di Gesù, e nel nome di Gesù, Signore, e nel nome di Gesù, Signore, che noi abbiamo fatto 7 giorni, e nel nome di Gesù, Signore, che le muraglie cadranno, Padre, in nome di Gesù, in nome di Gesù, Signore, 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 in nome di Gesù, è nel tuo nome, è nella potenza del tuo nome, Signore, è nella potenza del tuo nome, Signore. Noi schiacciamo via ogni azione di Satana questa sera, Padre, noi schiacciamo nel potere del tuo sangue, Padre. Il Signore ci ha promesso che nel tuo nome noi potremo fare, Signore. Il Signore ti ha detto che nel tuo nome, Signore, e nel nome del sangue di Gesù, Signore, cada per terra ogni azione di Satana, Signore, ogni azione di Satana, Signore, cada per terra nel nome di Gesù, Padre. La vittoria del tuo popolo, la vittoria del popolo di Dio, la vittoria della tua Chiesa, Signore. L'inferno puoi alzarti, Signore, ma noi combatteremo, Signore, nel tuo nome, Signore. Noi dichiariamo la vittoria, Signore, sulla tua Chiesa, Signore, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Canti ancora. Ancora fame, c'è ancora della leia. Vieni a bruciare, vieni a bruciare, io ho ancora fame, c'è ancora della leia. Vieni a bruciare, oh alleluia.
Senhor. Santo és o teu nome, 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 Senhor. Espírito Santo, amém. Amém. Pode ceder-te um attimo. Amém. Aleluias. Aleluias. Hoje o nosso tecnico di suono non è venuto, quindi se c'è rumore è colpa sua. Quindi lui non c'è qua, quindi se qualcuno vede qualcosa può andare là dietro, hai permesso. Puoi accendere la luce, amém? Io ho pochissimi avvisi da dare, solo 2 avvisi oggi. Il primo è quello della nostra conferenza. Oggi è l'ultimo giorno per iscriversi. C'è la missionaria Josi, Arset missionaria Josi, alcune persone sono già iscritte e per favore, se potete oggi dare la conferma a lei, pagare. Abbiamo costruito, vedi, dei tavoli nuovi, fatto tutto. Questa settimana il presbitero Giacomo, Enrico e anche Rupert sono venuti qua a costruire questi tavoli. Perché noi vogliamo fare il nostro meglio al Signore. Enrico ha detto, ma io volevo tavoli rotondi. Enrico, non c'è tavoli rotondi. Io ho detto, ma noi non siamo di quelli che si tirano indietro. Andiamo su internet a vedere come si fanno i tavoli rotondi. E eccoli qua i tavoli rotondi. E quindi per fare tutto il meglio possibile saranno giorni molto benedetti dal Signore. E tanti di noi preghiamo per i nostri figli, tanti di noi vogliamo che la Chiesa cambi i nostri figli. Ma la Chiesa può aiutarci, ma chi sono i pastori dei nostri figli dentro la casa siamo noi. I pastori dei nostri figli, la Chiesa non c'ha il potere di cambiare il tuo figlio in 2 ore di culto. Ma tu in casa, una famiglia trasformata, cambia la vita dei figli in casa. E quindi che tu possa dare il valore dovuto a questa conferenza, perché è veramente qualcosa di speciale. È un tempo che noi dobbiamo capire cosa sta succedendo nel mondo, perché noi sappiamo già cosa succede. No, il mondo cambia ogni giorno, il mondo si inventa ogni giorno di cose nuove. Il mondo inventa ogni giorno modi di togliere i nostri figli dalla presenza del Signore. Ogni giorno si inventano tante cose. Benjamin, a sua scuola, c'è una maestra che lo sta dicendo tante di quelle cose. Dico, mio Dio, dammi la pazienza, Signore, per non affrontare in questo modo. Qualche giorno fa ho detto, penso che tollerò a 20 cristiani è troppo alta. È troppo alta, gli dice che la Bibbia è solo dei racconti che non hanno esistito, e lui arriva lì raccontando quello che ha imparato dalla Bibbia, e questa maestra lo affronta e dice tante cose. E questo, noi pensiamo che questo non succede ogni giorno. Il nemico cerca di mettere dentro la testa dei nostri figli un insegnamento che non è quello di essere cristiano. E noi dobbiamo essere pronti e lottare per questo. Amen? E l'altro avviso lo darà John o la Gabi? John? Vai John. Bene, oggi ci sarà Worship Pray che inizierà alle 11. Sarà un momento proprio di intimità con Dio, un momento di lode e di preghiera. Per chi non sa come funziona, è un momento che noi loderemo e pregheremo per un brano della Bibbia che abbiamo passato per quelli che hanno voluto di partecipare, e noi focheremo in adorazione in questo momento, di avere un momento proprio di intimità con Dio. Chi vuole restare qui alle 11 sarà benvenuto. Amen. 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 Facciamo un applauso al Signore. Amen. Alziamoci in piedi in questo momento. Facciamo una preghiera per le nostre decime e per le nostre offerte. Amém. Aleluias. Amém. Padre, em nome de Jesus, em questo momento, Senhor, nós vogliamo pregare, Senhor,
per una chiesa che ti adora con le offerte e con le decime, Signore, per una chiesa che ti adora, Signore, in questo momento, Signore. Questo è un modo di adorare, Signore, a te, Signore. E noi sappiamo che questa chiesa, Signore, è mantenuta dalla decima e delle offerte che i tuoi figli danno, Signore. Per questo noi ti ringraziamo per l'amore con cui vieni versato, Signore, su questo gasofilassio, Signore, in nome di Gesù, Signore. Fa scendere ogni sorta di benedizione sulla vita dei tuoi figli, Signore. Benedici la loro casa, fa prosperare la loro famiglia, Signore. Apri porta, Signore, di lavoro, Signore. Apri porta, Signore, dove porta non ci sono, ma noi sappiamo che Dio è un Dio degli impossibili, che può aprire le porte, Signore, che noi non possiamo vedere, Signore. Noi dichiariamo questa sera, Signore, la benedizione sulla casa dei tuoi figli, Signore, sulla nostra casa, su questa chiesa, Padre, nel nome di Gesù, Signore. Amen, Signore, amen, 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 Padre. Le mie candele sono accese, sono qui che aspetto i rumori dei tuoi passi che arriva sulla porta. Basta bussare, io aprirò per te, Gesù. Basta bussare, io aprirò per te, Gesù. Le mie vesti bianche le ho già messe per te, sono qui che ti aspetto, vieni, balla con me, Maranatha, le mie candele sono accese, sono qui che aspetto i rumori dei tuoi passi che arriva sulla porta. Basta bussare, io aprirò per te, Gesù. Oh, basta bussare, io aprirò per te, Gesù. Le mie vesti bianche le ho già messe per te, sono qui che ti aspetto, vieni, balla con me, Maranatha, Maranatha. Le mie vesti bianche le ho già messe per te,
Puoi abitare qui, puoi abitare qui, hai fuoco negli occhi, io non immaginavo, tu sei bellissimo, tu sei bellissimo, io apro la porta al mio sposo amato, puoi abitare qui, puoi abitare qui, hai fuoco negli occhi, io non immaginavo, tu sei bellissimo, tu sei bellissimo, io apro la porta al mio sposo amato, puoi abitare qui, puoi abitare qui. Le vesti bianche le ho già messe per te, sono qui che ti aspetto, Vieni, parla con me. le mie vesti bianche le ho già messe per te, sono qui che ti aspetto, vieni, parla con me, Maranatha, Maranatha. Alleluia.
Non voglio perdere questo momento di adorazione, voglio invece invitarti a provare a fare una cosa. Io non lo so se tu sei abituato a fare così oppure no, ma in questo momento, in questo clima in cui lo Spirito Santo con la sua gloria è qua in mezzo a noi, io voglio invitarti a chiudere i tuoi occhi e alzare le tue mani al cielo. Il Salmo 134 dice che noi dobbiamo alzare le nostre mani verso il santuario di Dio. Io voglio invitarti a alzare le tue mani e continuare ad adorare il Signore ancora. Non smettere di adorare il Signore in questo momento, adoralo come tu vuoi, adoralo cantando, adoralo dandogli parole di gloria, adoralo esaltandolo, adoralo come tu meglio pensi sia giusto fare, perché tu hai la libertà di adorare il tuo Dio. Ma in questo momento continuiamo ad adorare il Signore con le nostre mani alzate. Alza la tua mano, non guardare la persona al tuo fianco, non importarti di quello che quegli altri stanno facendo. Alza la tua mano al cielo, alza le tue mani verso il santuario di Dio, così che la tua adorazione possa arrivare a Lui. Facendo così tu stai dicendo: Dio, ogni parola che sto dicendo, ogni parola che sta uscendo dalla mia bocca, ogni pensiero che sta uscendo dal mio cuore è per te in questo momento. È per te, Dio, è rivolto a te, solo a te, perché a te va ogni onore, a te va ogni lode, a te va ogni gloria. Continuiamo ad adorare il Signore, che lo Spirito Santo in questo momento di adorazione possa compiere qualcosa di grandioso nelle nostre vite. Che lo Spirito Santo in questo momento di adorazione possa battere muraglie dentro le nostre vite. Che lo Spirito Santo in questo momento di adorazione possa riportare cuore a Lui. Non perdere questa occasione di alzare le tue mani. Forse tu non sei abituato a farlo, ma fallo oggi. Fallo oggi, vedi come Dio comincerà a far scendere la sua gloria su di te.
sia oggi, che sia adesso, vieni versa il tuo spirito, che sia oggi, che sia adesso, vieni versa il tuo spirito, che sia oggi, che sia adesso, vieni versa il tuo spirito, sia adesso, vieni versa il tuo spirito, che sia oggi, sia adesso, vieni versa il tuo sobre toda a terra. Santo, santo sei, Senhor, sobre toda a terra. Sobre toda a terra. Noi vogliamo la tua presenza, vogliamo vivere in tua presenza, Santo Espírito de Deus, manifesta neste lugar, mova neste lugar, pois tua presença nós queremos sentir aqui, tua presença queremos sentir aqui, o teu calor, o teu fogo, a tua glória, o teu poder que se manifesta neste lugar.
Spirito Santo è qua tra noi questa sera, fratelli. E quando lo Spirito Santo è qua, avvengono guarigioni, avvengono cure miracolose. Miracoli di Dio cominciano a piovere nelle nostre vite. Persone ritornano a Lui, cuori cominciano a cambiare. Io credo che Dio ti abbia portato qua con un proposito questa sera. Io non sono un profeta, io non so quello che tu stai passando, ma so che lo Spirito Santo è qua. E qualunque sia la tua necessità, qualunque sia quella situazione difficile per la quale tu stai passando questa sera, io ti invito a metterla davanti a Dio, perché dove lo Spirito Santo c'è, miracoli cominciano a avvenire. Dove lo Spirito Santo c'è, cose meravigliose cominciano a accadere. Metti tutto davanti a Dio oggi. Puoi confidare nell'opera di Dio nella tua vita questa sera. Amen. Io voglio invitarti a sederti. Se puoi aprire la tua Bibbia nel libro dell'Esodo, capitolo 28. Dio, sappiamo che tu sei già qua questa sera, stiamo sentendo la tua presenza, stiamo sentendo la tua gloria, Signore, in mezzo a noi. E io ti chiedo in questo momento, nel nome di Gesù, di venire a purificarmi, Signore, perché io non sono degno di essere qua sopra, Signore, a parlare di te, di ciò che tu vuoi, Signore, che la tua Chiesa riceva questa sera. Per questo, Signore, io ti chiedo di purificarmi da ogni peccato, Signore, di perdonarmi da ogni colpa, Signore, per rendermi puro, affinché io possa predicare oggi la tua parola, che sia tu a parlare ogni parola, ogni lettera, Signore, di ciò che dirò, che sia guidata da te, dal tuo Spirito. Io credo per lo Spirito che c'è qua, che tu questa sera voglia parlare qualcosa di nuovo ai nostri cuori. Per questo io ti chiedo, usami e compi la tua volontà in mezzo al tuo popolo questa sera, nel nome di Gesù. Amen. Voglio, prima di cominciare questo momento, fare la presentazione dei visitanti. Grazie mille. Sono oggi con noi i genitori di Suelle, Marcia e Fernando, giusto? Lì dietro. Cosa può dire la Chiesa? Siete benvenuti in nome di Gesù. Marcia e Fernando, è un piacere avervi qua con noi questa sera. Non parlate italiano? Mi dispiace. Ma desidero in ogni caso che lo Spirito Santo che è stato qua, che abbiamo sentito, possa accompagnarvi poi alle vostre case e restare con voi questa settimana. Amen. Amen. Esodo 28, leggerò i versetti 36, 37 e 38. Dicono così: farai anche una piastra d'oro puro e su essa inciderai come si incide sopra un sigillo, santo al Signore. La fisserai con un nastro violaceo sul turbante e starà sulla sua parte anteriore.
starà sulla fronte di Aronne, e Aronne porterà le colpe commesse dai figli di Israele nelle cose sante che consacreranno, in ogni genere di sante offerte. Esta sarà sempre sulla sua fronte per renderli graditi alla presenza del Signore. Amen. Questa sera è la nostra prima sera ufficiale del Worship Pray, come è già stato presentato, come è stato presentato nelle ultime settimane. In realtà c'è già stato un Worship Pray il mese scorso, anche se non era ancora ufficiale come evento della Chiesa, come programmazione della Chiesa. Da oggi parte la prima serata ufficiale del Worship Pray e non lo so se tu hai già messo nel cuore di restare qua dopo il culto dalle 11 fino all'ora che Dio vorrà o fino all'ora che tu vorrai, per continuare questa adorazione a Dio, per immergerti ancora di più in questa adorazione. Non so se tu hai già detto nel tuo cuore sì, io voglio fermarmi, o forse nel tuo cuore ti hai detto guarda, io non c'ho tempo questa sera, ma questa parola di questa sera forse è anche un invito a farti fermare oggi, o magari non ti fermerai oggi, ma spero che la prossima volta, il mese prossimo, quando lo rifaremo, tu possa fermarti. Questo evento Worship Pray è un evento che sarà ogni mese realizzato nella nostra Chiesa e tutta la Chiesa è invitata a partecipare. Non è soltanto per il gruppo di lode, non è soltanto per i giovani, è per tutti. Chiunque vuole restare ai piedi del Signore, a continuare questo momento di adorazione, questo momento di immersione, a continuare a sentire la presenza, la gloria di Dio, è più che benvenuto a fermarsi già a partire di questa sera. Non c'è bisogno di dare il nome oggi. Se vuoi fermarti, fermati qua e continua ad adorare il Signore, continua a pregarlo. Sarà un momento di benedizione per la tua vita. E proprio per questo questa sera la parola sarà sull'adorazione. Non so se avete visto il banner che è passato sul gruppo della Chiesa. Adorazione perché si intitolava, se non sbaglio. Perché dobbiamo adorare. In realtà oggi si conclude la settimana della preghiera a Muraglie e oggi si predicherà sull'adorazione. Quello che stavamo dicendo io e Andrea era la predica più giusta da fare, era quella su Paolo e Sila. Paolo e Sila lodano e mura si abbattono. È vero, forse è la predica più giusta da fare, ma quando Dio ha messo nel nostro cuore di predicare sua adorazione questa sera, in questa prima sera di Worship Pray, la parola che subito Dio ha messo nel mio cuore, una parola che già mi aveva parlato tempo fa, finché leggevo il libro dell'Esodo insieme ad alcuni fratelli della Chiesa. Quando ho letto il capitolo 28, Dio mi ha parlato forte questi versetti che abbiamo letto nel mio cuore per quanto riguarda l'adorazione. So che siamo già un po' avanti col tempo, ma per fortuna la predica di oggi è una predica molto breve. Quello che non è semplice, è una predica un po' complessa. Per questo, per quanto sia breve, io voglio invitarti a prestare la massima attenzione su quello che Dio ha da dire alla tua vita questa sera. Amen? Amen. Esodo 28, dal 36 al 38 abbiamo già letto quello che dice: farai anche una piastra d'oro puro, su cui si inciderai come si incide sopra un sigillo santo al Signore, la fisserai con un nastro violaceo sul turbante e starà sulla sua parte anteriore, starà sulla fronte di Aronne e Aronne porterà le colpe commesse dai figli di Israele nelle cose sante che consacreranno. In ogni genere di sante offerte essa starà sempre sulla sua fronte per renderli graditi alla presenza del Signore. Voglio dare un contesto di quello che la Bibbia sta dicendo in questo momento. Siamo sul monte Sinai e Dio sta parlando con Mosè e gli sta rivelando tutta una serie di cose per il popolo di Israele. Prima gli dà le tavole dei comandamenti, poi continua rivelandogli leggi che il popolo di Israele avrebbe dovuto avere, costumi che il popolo di Israele avrebbe dovuto avere. Dopodiché Dio comincia a rivelare a Mosè in che modo fare il suo tabernacolo.
Il tabernacolo sarebbe stata la casa di Dio. Proprio la casa, tabernacolo significa dimora, abitazione. Perché la casa? Perché all'interno del tabernacolo si trovava l'arca dell'alleanza e l'arca dell'alleanza rappresentava la presenza di Dio in mezzo al popolo di Israele. Per farvi capire tutto, so che sembrerà non centrare, io chiedo a Luan se può mettere l'immagine, se è riuscito. Ok, questa immagine rappresenta il tabernacolo di Dio, che Dio ha ordinato a Mosè sul monte Sinai di costruire. Questo tabernacolo si divideva in 3 parti. La prima parte è la parte esterna, quella su cui possiamo vedere questo altare e quella piccola cisterna. La seconda parte invece si trova all'interno di quella tenda, era chiamato il luogo santo. Oltre il luogo santo, sempre all'interno, nel fondo della tenda c'era un altro luogo chiamato il luogo santissimo, o conosciuto anche come il santo dei santi. E lì nel santo dei santi si trovava l'arca dell'alleanza, ovvero la presenza di Dio. Quando un sacrificio doveva essere sacrificato a Dio per purificare una persona o l'intero popolo di Israele, il sacerdote uccideva l'animale da sacrificare su quell'altare, dopodiché il sangue veniva portato all'interno del luogo santo e poi nel luogo santissimo sull'arca dell'alleanza. In questo modo il sacerdote poteva purificare il popolo di Israele dai suoi peccati. È interessante notare una cosa: quando Dio dà a Mosè le istruzioni per la costruzione del tabernacolo, dà a Mosè una serie di indicazioni molto precise, soprattutto sui materiali da usare, ovvero la parte esterna, il patio, questo dove c'è questo altare, era una parte in cui il materiale prevalente era il bronzo. Nella parte interna, detto il luogo santo, invece il materiale prevalente era l'argento. Infine, nel luogo santissimo, il materiale prevalente era l'oro. Perché tutti questi bei materiali, bronzo, argento, oro? Forse Dio voleva una casa lussuosa? Non è così. Ognuno di questi materiali ha biblicamente, teologicamente un significato. Ognuno di questi materiali era messo lì non a caso, era messo lì per un motivo ben preciso. Il bronzo significava giudizio. Quando nella Bibbia vediamo qualche giudizio di Dio è spesso accostato a qualcosa di bronzo. Quando Sansone è stato preso dai Filistei, le catene che teneva, ad esempio, con le quali era stato rinchiuso, erano catene di bronzo. Dio ha messo una porta di bronzo per evitare a persone di passare. Il giudizio di Dio è spesso associato al bronzo. L'argento invece è spesso associato alla redenzione. Quando una persona doveva essere riscattata, il suo riscatto doveva essere pagato con monete d'argento. La redenzione è l'argento. Pensate al paradiso, alla nuova Gerusalemme. Abbiamo anche cantato quella bella canzone, se vi ricordate, nella cantata di fine anno, in cui si parlano di alcuni materiali che ci saranno nella nuova Gerusalemme, alcune pietre preziose. Ci saranno veramente una grande vastità di materiali preziosi, splendidi, luccicanti. Tra tutti questi materiali non vedrete l'argento, perché in paradiso non ci sarà bisogno di redenzione, perché l'argento rappresenta redenzione. Quindi il patio era di bronzo, giudizio. Il luogo santo era d'argento, redenzione. Il luogo santissimo era completamente d'oro. Nella Bibbia l'oro rappresenta la divinità, rappresenta la maestà. Se vi ricordate, quando i re magi vanno da Gesù bambino, uno dei 3 elementi che gli portano è proprio l'oro, perché lo riconoscevano come il re dei giudei. L'oro rappresenta la divinità, l'oro rappresenta la maestà, l'oro rappresenta l'adorazione pura a Dio. Perché sto facendo tutta questa spiegazione su come è fatto il tabernacolo e su questi materiali? Tra poco ci arriviamo, voglio però ritornare al capitolo 28. Quindi Dio
dà a Mosè tutta questa serie di istruzioni sul tabernacolo. Poi al capitolo 28, quello che abbiamo letto noi, dà delle altre istruzioni. Queste istruzioni erano su come si sarebbe dovuto vestire il sacerdote. Qui ho una parola per gli uomini, visto che la settimana prossima ci sarà la nostra conferenza sul sacerdozio. In questo capitolo, Esodo 28, il versetto 2, Dio dice così: ad Aronne farai dei paramenti sacri per la sua dignità. Dio vuole che noi sacerdoti ci vestiamo con dignità, ci vestiamo di dignità. Questo parla sia della nostra vita spirituale. La nostra vita spirituale deve essere una vita dignitosa. Sto parlando con noi sacerdoti delle nostre case, ma non soltanto per quanto riguarda la nostra vita spirituale, io penso anche per quanto riguarda i nostri abiti, i nostri vestiti. Noi dobbiamo vestirci con dignità, noi dobbiamo vestirci in un modo appropriato. Dio ha voluto questo, che i sacerdoti si vestissero con dignità. E arriviamo finalmente in questo capitolo 28 al versetto 36, quello che abbiamo letto. Il versetto 36 dice così: farai anche una lamina, una piastra di oro puro, e su di essa si inciderai come si incide sopra un sigillo: santo al Signore, o santo l'Eterno, dicono alcune versioni. Santo l'Eterno. Questa parola santo, lo sappiamo tutti, significa separato per Dio. Vediamo questa parola varie volte all'interno della Bibbia, con tante connotazioni diverse, con tanti non significati, ma attribuite in tanti modi diversi. Ad esempio in 1 Pietro 1,16 c'è scritto: siate santi poiché io sono santo. In questo caso, quando la Bibbia ci dice siate santi, è una parola di esortazione verso di noi, no? Noi uomini dobbiamo essere santi poiché Dio è santo. Un'altra volta che è usata la parola santi è quando Paolo scrive la lettera di Seconda Corinzi e dice: Paolo, apostolo di Cristo secondo la volontà di Dio, e il fratello Timoteo alla chiesa di Corinzo e a tutti i santi che stanno in Acaia. Chi sono questi santi? I santi sono i cristiani che venivano definiti santi. Perché erano santi? Perché quantomeno ricercavano la santità, quindi era usato per definire un gruppo di persone. Quando è usato verso gli uomini, la parola santo può avere varie connotazioni: esortazione, definizione di un gruppo di persone, può avere varie connotazioni, ma quando la parola santo è usata verso Dio ha un unico significato. Quello che vediamo in Isaia 6, quando Isaia ha quella visione di Dio sul suo trono con i serafini che gli girano intorno e cantano: santo, santo, santo è l'Eterno. Quando la parola santo è attribuita a Dio, l'unico significato che ha è quello di adorazione. E su questa lamina, su questa piastra d'oro, c'era scritto: santo all'Eterno, santo al Signore. Che cos'è questa lamina? Che cosa rappresenta questa piastra d'oro che Aronne doveva mettere qua sulla fronte? Dio non ce lo dice, Dio ci disegna che cosa vuol dire questa lamina, cosa rappresenta. Questa lamina è una lamina d'oro e abbiamo detto che l'oro rappresenta l'adorazione. E sulla lamina c'era scritta: santo all'Eterno. E quando la parola santo è associata a Dio, rappresenta adorazione. Questo oggetto d'oro, questo utensile sui paramenti del sacerdote che lui doveva mettere sulla fronte, rappresentava la pura adorazione a Dio. E a cos'è che serviva questo oggetto d'oro? Cos'è che serviva questa lamina? L'abbiamo letto nel versetto successivo: la fisserai con un nastro violaceo sul turbante, starà sulla parte anteriore, starà sulla fronte di Aronne. E Aronne porterà le colpe commesse dai figli di Israele nelle cose sante che consacreranno in ogni genere di offerte. Allora questa lamina, cercate di seguirmi, questa lamina stava sulla fronte di Aronne, questa piastra d'oro che rappresentava adorazione. E Aronne doveva portare le cose consacrate dai figli di Israele, ovvero i sacrifici.
gli animali che sacrificavano per espiare i peccati o tutte le altre cose che venivano sacrificate nel tabernacolo. Essa, ovvero questa piastra, starà sempre sulla fronte di Aronne. Perché? Per renderli graditi alla presenza del Signore. Qual era lo scopo di questa piastra d'oro? Abbiamo capito il significato: rappresentava adorazione, pura adorazione. Era d'oro, che significa adorazione. C'era scritto Santo all'Eterno, che significa adorazione. Ma a cosa serviva? Per rendere i sacrifici graditi a Dio. Voglio ritornare un attimo al tabernacolo. Abbiamo detto che il sacrificio, quando entrava nel tabernacolo, passava prima da quell'altare sulla quale il sacerdote lo uccideva. Lì si compiva il giudizio sul peccato. Ora, dopo che l'animale era stato ucciso, il suo grasso veniva fatto bruciare su quest'altare. Sapete perché veniva fatto bruciare sull'altare? Perché il profumo di questo grasso sarebbe salito come adorazione a Dio. Dopodiché il sacerdote avrebbe preso il sangue del sacrificio, sarebbe entrato nel luogo santo, il luogo di redenzione, e infine l'avrebbe portato nel luogo santissimo, il luogo di adorazione. Ovvero, un sacrificio non può essere gradito a Dio finché non passa dal giudizio, dalla redenzione, ma infine deve esserci l'adorazione. Perché un sacrificio sia gradito a Dio, deve esserci l'adorazione. E per questo motivo quel sacerdote teneva quella lamina d'oro che rappresentava adorazione sempre sulla fronte, affinché ogni sacrificio che lui facesse fosse un sacrificio gradito a Dio. Perché l'adorazione rende i nostri sacrifici graditi a Dio. L'adorazione rende i nostri sacrifici graditi a Dio. Voglio farvi pensare ad un racconto, ad una storia della Bibbia, anzi, se possiamo metterla così riusciamo a seguirla meglio. Si trova in Genesi capitolo 4, dal versetto 3 in avanti. Caino e Abele. Forse vi ricordate tutti questa storia. Avvenne dopo qualche tempo che Caino fece un'offerta di frutti della terra al Signore. Abele offrì anch'egli dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso. Il Signore guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò con favore Caino e la sua offerta. Ho sentito nella mia vita tantissime e tantissime interpretazioni della storia di Caino e Abele. Ho sentito dire che l'offerta di Caino era più bella, l'offerta di Abele era più bella di quella di Caino. Non c'è scritto così. Ho sentito dire che Caino ha offerto i frutti marci che aveva, ma non c'è scritto così. Ho sentito dire tante cose, ho predicato anche varie volte su questo, e sicuramente una delle cose che sulla quale più di tutte dobbiamo fissare il nostro sguardo si trova nel versetto 4. Se puoi rimettere un attimo il versetto 4, per piacere. Dice così: Abele offrì dei primogeniti del suo gregge. Puoi lasciare questo versetto? Abele offrì dei primogeniti, e per questo motivo, perché Abele ha offerto la primizia, la sua offerta è stata gradita a Dio più di quella di Caino. Ho già sentito questo tante volte e sinceramente ho già predicato questo tante volte, ed è vero, noi dobbiamo dare la nostra primizia a Dio, noi dobbiamo dare il nostro meglio a Dio. È questo che Dio accetta più di tutto.
ma voglio farti notare una cosa che fino a prima di preparare questa parola non avevo mai notato e che Dio mi ha condotto a notare. Abele non ha offerto solamente dei primogeniti, ha offerto anche il grasso dei primogeniti. Che cosa serviva il grasso? Il grasso veniva messo sull'altare e veniva bruciato perché salisse come un'adorazione a Dio, ovvero un sacrificio che deve essere gradito a Dio, deve essere un sacrificio fatto con adorazione. Un sacrificio che deve essere gradito a Dio deve essere fatto con adorazione. Perché vi sto parlando di sacrifici, oggi non si fanno più sacrifici, giusto? Quindi non ci sarebbe bisogno di tutta questa predica e sinceramente sto già per finire, quindi spero di non essere stato troppo complicato, spero di non dover ripetere tutto, ma spero anche che siate riusciti a capire fino adesso quello che ho detto. Non c'è più bisogno di sacrifici, più o meno è vero, però in Romani capitolo 12 versetto 1 Paolo dice così: vi esorto dunque fratelli per la misericordia di Dio a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Paolo ci dice che oggi noi dobbiamo essere i sacrifici. E come dobbiamo essere? Viventi. Quindi non dobbiamo essere sacrifici morti su quell'altare, dobbiamo essere santi, quindi dobbiamo essere sacrifici che passano per la redenzione, per essere santificati, e dobbiamo essere sacrifici graditi a Dio. E come un sacrificio può diventare gradito a Dio? Attraverso l'adorazione. Attraverso l'adorazione. E forse ci sono persone oggi che dicono: io sono già un sacrificio per Dio, io nella casa del Signore faccio già questo, faccio già questo, faccio già quello, io esco dalla casa del Signore e faccio missioni, io evangelizzo, io scrivo a fratelli, sorelle, eccetera eccetera, io faccio un sacco di cose per Dio, io sono un sacrificio vivente e santo a Dio. Ma quello che voglio dirti questa sera, quello che lo Spirito Santo sta ministrando al mio cuore questa sera è: oltre a essere un sacrificio vivente e santo, tu adori Dio nel tuo essere sacrificio. Nel tuo essere sacrificio tu adori Dio. Nel tuo essere sacrificio tu alzi le tue mani verso Dio, perché tutto ciò che stai facendo è per Lui. Un sacrificio gradito a Dio è un sacrificio che è passato per l'oro, è un sacrificio che è passato per l'adorazione. Noi questa sera ci fermeremo qua dopo il culto ad adorare Dio. E io credo che l'adorazione che noi faremo questa sera sarà un'adorazione che porterà gradimento a Dio per le nostre vite. Se vuoi essere un sacrificio gradito a Dio, comincia ad adorare Dio. Comincia ad adorare. Perché adorare? Dobbiamo adorare perché noi siamo nati per questo. Noi siamo nati per questo. Senza dubbio. Dio ci ha creato perché noi lo adorassimo. E ciò che noi non riusciamo a fare qua, se accettiamo Gesù come nostro Signore e Salvatore, lo faremo nella nostra vita futura e lo faremo abbondantemente, non preoccupatevi. Ma Dio ci ha chiamato per adorare già qua. Non soltanto per questa nostra missione globale di adorare, perché siamo nati per adorare. Dio ci ha chiamati per adorare perché un adoratore è una persona che è gradita a Dio. In Isaia 66, quando Isaia parla della fine dei tempi, coloro che andranno con Gesù sono chiamati gli adoratori. Gli adoratori sono coloro che andranno con Gesù, perché gli adoratori sono coloro che sono graditi a Dio. Gesù dice che alla fine dei tempi molti diranno: Signore, Signore, io per te ho scacciato demoni, io per te ho fatto questo, io per te ho fatto questo. E Dio dirà loro: in realtà io non vi conosco. Tutte queste persone sono persone che non saranno gradite a Dio, perché nel loro tanto fare
hanno dimenticato l'adorare. Fai per Dio, sii un sacrificio, sii un sacrificio vivente, sii un sacrificio santo, santificati ogni giorno, ma non dimenticare che Dio vuole un adoratore, che Dio vuole un sacrificio gradito a Lui. Vuoi essere gradito a Dio? Comincia ad adorare. Se fino ad oggi tu non hai adorato abbastanza, comincia ad adorare. Se fino ad oggi, tutte le volte che ti sacrificavi per Dio, che facevi qualcosa per Dio, il tuo parlare era più una lamentazione che altro, da oggi comincia a togliere quelle lamentazioni, a mettere al loro posto adorazione a Dio, perché si può anche passare nel male facendo le cose per Dio, ma si può passare nel male adorando Dio. È questo che Dio gradisce, adoratori. E è questo che il Padre sta cercando, adoratori che lo adorano in spirito e verità. Io voglio invitarti ad alzarti in piedi. Chiamo il gruppo di lode e in questo momento non voglio fare nessuna preghiera, perché ciò che più di tutto vorrei in questo momento non è che qualcuno venisse qua davanti a cercare una preghiera per la sua vita. Ciò che più di tutto io vorrei in questo momento è che se questa parola ha toccato i nostri cuori, noi potessimo adorare Dio tutti insieme, adorare Dio con il nostro cuore, adorare Dio in spirito e verità, adorare Dio con gioia, adorare Dio per farci gradire da Lui. Dio gradisce coloro che lo adorano. Dio gradisce coloro che passano per il bronzo, per l'argento e infine per l'oro. Dio gradisce i veri adoratori. Lodiamo insieme il Signore in questo momento, alziamo le nostre voci, alziamo le nostre mani, facciamoci sentire da Dio, che Dio possa gradire questa nostra adorazione questa sera. Amen. Spirito Santo. Ai tuoi
di tutto ciò che so, tutto ciò che ho. Ricevi qui Gesù il mio profumo, le mie lacrime che cadranno, possono sguardo il tuo viso, mi chiedo nato quando io ti ho visto, e tutti i miei tesori, e tutti i miei tesori io li verserò davanti a te. Io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso ai tuoi piedi. Io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso ai tuoi piedi, ai piedi del mio amato. Io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso ai tuoi piedi, ai piedi del mio amato. Io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso ai tuoi piedi, ai piedi del mio amato. Non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più, la tua presenza vale di più. E non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più, la tua presenza vale di più, la tua presenza. Non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più, la tua presenza vale di più. Non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più, la tua presenza vale di più. E non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più, la tua presenza vale di più. E non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più, la tua presenza vale di più. Io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso ai tuoi piedi. Io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso ai tuoi piedi. E non importa il prezzo, e non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più, la tua presenza vale di più. E non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più, la tua presenza vale di più. E non
e non importa il prezzo del profumo che ho versato, la tua presenza vale di più, la tua presenza vale di più. Io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso ai tuoi piedi del mio amato. Io rompo il mio vaso, io rompo il mio vaso ai tuoi piedi del mio amato. Puoi dire alla persona di fianco a te: vuoi essere gradito a Dio? Allora adoralo. Adoralo. Che la tua adorazione possa essere sempre sulla tua fronte. Che la tua adorazione possa essere sempre davanti a te in ogni cosa che tu fai. Perché ogni cosa che tu fai sarà gradita a Dio nel momento che tu lo adorerai. Amen. Che Dio possa mettere questo nel tuo cuore, che Dio possa renderti un vero adoratore. Amen. Stiamo per finire il nostro culto. Ci sono compleanni questa settimana? Non ci sono stati compleanni questa settimana? Ci sono stati compleanni? La Suelen, la Goya, la Laida non c'è? Wellington? È vero, è stato detto così. Allora possiamo stendere le nostre mani verso di loro affinché Dio possa benedire il nuovo anno di Eto, di Suele, di Goya. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento, Signore, noi vogliamo mettere nelle tue mani la vita di questi tuoi 3 figli e figli che hanno compiuto un altro anno di vita, Signore. Io ti chiedo, Dio, che tu possa benedirli, dandogli il meglio di questa terra, tutto ciò che tu hai preparato, Signore, per loro, che quest'anno si possa realizzare, che ogni gioia, che ogni felicità in Cristo possa riempire l'anno di Eto, di Suelen, di Goya. Noi ti chiediamo questo nel nome di Gesù. Amen. Tanti auguri. Eto non voleva passare da carnefice a vittima, ma questa volta è toccato a lui passare la vergogna degli auguri in diretta. Va bene, penso che abbiamo finito. Per la cucina, c'è la cucina questa sera, penso che ci sarà un nuovo modo. Chi vuole prendersi da mangiare prima dovrà prendere dei bigliettini e dopo andare un ticket, diciamo, e dopo andare dentro a prendersi il cibo. Comunque sicuramente la missionaria Giuseana e la missionaria Katia vi faranno sapere qua all'ingresso della cucina. Amen. Ok, chiediamo a Dio di benedire le nostre vite, così possiamo terminare questo culto, ma non andate via, stiamo qua per avere un momento di comunione insieme. E se hai veramente questo nel cuore, fermati anche al nostro worship pray.
Padre, nel nome di Gesù vogliamo ringraziarti, Signore, per questo culto che ci hai fatto passare questa sera, che ci hai fatto vivere. Io ti chiedo, Dio, alla fine di questa bella serata che ho passato con i miei fratelli e le mie sorelle ad adorare il tuo santo, santo, santo nome, ti chiedo, Dio, di benedire ognuno di noi, di benedire le nostre case, di benedire le nostre famiglie, di benedire la nostra settimana, Signore. In qualunque posto noi cammineremo, Signore, che tu possa essere con noi, che il tuo bastone, la tua verga possano sorreggerci in ogni momento, che la tua presenza possa rallegrarci in ogni giorno di questa settimana. Io ti chiedo questo nel nome di Gesù, e che l'amore di Dio Padre, che la grazia di Gesù Cristo e che lo Spirito Santo di Dio siano con tutti quanti noi, e insieme possiamo dire Amen. Che Dio vi benedica in nome di Gesù.